In questa puntata di 4MAQ intervisteremo il gruppo rap dei Valentia e i writer della DC Crew. Benvenuti su 4MAQ, il programma che si occupa di pop sardo. Eravamo a Mogoro e abbiamo intervistato i Valentia. Siamo tornati per la seconda parte, adesso intervisteremo a Cagliari un gruppo di writer che si chiama la DC Crew e andiamo a vederli in azione. Allora, io ho iniziato circa 12 anni fa, avevo 12-13 anni, adesso ne ho 25, quindi la motivazione è stata chiaramente vedere quello che erano i graffiti, quello che arrivava da alcuni giornali che aveva portato mio amico, che comunque seguiva l'hip hop, e da lì è nata tutta quanta questa passione. Poi la verità è che sono stato in gita a Oliena, a Nuoro con la scuola, avevo visto praticamente una città totalmente dipinta, mi aveva affascinato tanto e quindi avevo deciso di iniziare. Ho iniziato a dipingere sui primi 95 in Germania, sono cresciuto lì praticamente. Sono qua a Cagliari da 6 anni circa. Ho iniziato a dipingere perché chiaramente avendo la matita fra le mani da pischello in Germania è dura vedere tutti quei pezzi grossi e immaginare cosa sarebbe appunto disegnare in grande formato, quindi questo mi ha spinto a dipingere sul muro. A me piacciono molto le cose che fanno Blu, Erika il Cane, questa scuola nuova che fa praticamente alla fine una sorta di anti-graffiti, che usa anche le tinte, però fa delle cose veramente belle, molto, molto poetiche. Poi chiaramente tutta la scuola figurativa, perché io faccio figurativo, raramente faccio lettere, anzi faccio pochissime lettere, lavoro con i puppet, comunque con delle cose qua, e comunque tutta quella parte lì adesso cosa ti posso dire? Chi mi viene in mente? Uno forte, cavolo. Aaron mi piaceva molto un po' di tempo fa, anche la scuola italiana è bella, cioè degli anni 90, cavolo. Ci hanno regalato veramente delle picchiatone. Innanzitutto c'è da dire che la situazione a Cagliari in Sardegna è diversa da quella che c'è al nord, al centro, perché comunque è una piccola realtà e quindi è una realtà diversa. Però siamo in pochi, però quelle poche persone sono persone in gamba. Quando sono scesi ospiti da fuori, da Milano, da Napoli, da Roma, ci siamo sempre fatti rispettare, li abbiamo sempre trattati bene e infatti ci rispettano e ci ricordano bene. Quindi penso che il livello della scena sarda, di Cagliari, di Sassari in generale sia abbastanza alta. A me in Sardegna c'è un altissimo livello di writing e allo stesso tempo anche poco, per il fatto che chiaramente essendo isolati abbiamo tirato fuori delle cose che sono totalmente nostre, molto singolari. E questo è stato un pregio, soprattutto negli anni 90 a Nuoro. Io ho visto comunque una scuola che proveniva dai murales, dalla storia, da quello che è una fortissima storia muralistica che può essere Orgoso, può essere tanti altri paesi, quindi tra virgolette questa cosa era anche tollerata e di conseguenza abbiamo avuto poche influenze, poche mode, poi girano pochi treni, quindi non c'è questa cosa di fare le cose in fretta. Secondo me in Sardegna c'è molto stile ed è anche molto vera la cosa. Purtroppo siamo pochi quelli che dipingono, quindi tra di noi c'è poco scambio. Però la cosa buona è che ho notato che magari come succede in altri posti o in altri ambiti, non c'è una rivalità, cioè io sono felicissimo di andare a Sassari a dipingere, come sono felicissimo di andare a Nuoro, sono sempre stato trattato bene, come quando le persone sono venute da me a casa mia sono sempre stato
l'ho sempre trattata col massimo del riguardo, perché non c'è una rivalità, ad esempio quelli di Sassari, quelli di Nuoro, no, noi stacchiamo, loro sono più forti, assolutamente, non c'è. C'è molta unione, fratellanza anche fra i writer sardi, almeno questo mi è sembrato di notarlo, cioè di viverlo proprio. In Germania è diverso perché danno le possibilità, ci sono i centri sociali, i ragazzi li permettono di dipingere i centri sociali, e là il giro è più grande, quindi riconoscono anche le capacità dei ragazzi, perché non c'è magari solo il bomber che marca col suo nome ovunque, ma c'è anche gente che fa tante belle cose. In Germania ci sono appunto un sacco di spazi e la gente va avanti e si evolve, poi magari diventi anche un professore, diventi un grafico, fai corsi di webmaster e cresci. C'è anche chi si porta avanti una linea di abbigliamento. Mi piace tantissimo fare questo tipo di condizione qua, ovvero le murate insieme, rilassati, stare tranquilli, conoscere gente nuova, soprattutto mi piace molto andare fuori a dipingere, mi è capitato di dipingere a Sassari, a Nuoro, sotto nell'Ingrediente ed è bello l'idea di fare un viaggio per andare a dipingere. Poi chiaramente anche l'illegalità è divertente, è adrenalina, cioè anche quello che ti spinge un po' a farlo, cioè, anche se non è illecito tra virgolette, però ti spinge molto a farlo, perché comunque è un'emozione, cioè è una cosa forte. Sì, comunque sostanzialmente preferisco dipingere bombardere di notte, anche in pochi, preferisco in pochi. Da solo da solo è dura, meglio in due. Più in cricca forse c'è troppo casino. Ma non mi metto problemi, legale o illegale è uguale. L'importante è che il muro spacchi e quello va bene, che ci sia la giusta compagnia, magari si organizza anche la notte, notturno, con gli amici si fa un po' di risate, magari ci si billa qualche muro e si bombarda, ok? Però quando ci sono anche le possibilità di dipingere legale è ancora meglio, perché là puoi mostrare anche veramente cosa riesci a fare, cosa che non ti permette Cagliari, perché ce l'hanno a morte con noi e noi ce l'abbiamo a morte con loro, perché non ci danno gli spazi, appunto per mostrare realmente che oltre il writing c'è molto altro. Abbiamo partecipato a jam, convention sarde, regionali. Sono partito a dipingere fuori, però non a convention. Sono da poco ero a Bologna, ho dipinto con il writer di là, ho dipinto a Roma, ho dipinto a Latina, ho dipinto con un sacco di gente di fuori, però convention mai. Non penso andremo a dipingere in futuro. Guarda, io vorrei girare, mi piacerebbe girare tanto, al momento non mi sono fatti vedere molto all'estero, io sono molto all'estero in giro in Italia. Sì, ho dipinto all'estero, però personalmente viaggiando. Sì, comunque sarei intenzionato solo che attualmente non so francamente dove mettere le mani, comunque sì. Mi interessa molto il discorso comunque di dipingere all'estero, è comunque una fonte di esperienze, vedere le scene delle altre parti comunque sono sicuro che arricchisce, senza dubbio. Per vedere qualche nostro pezzo e anche di altri writer di Cagliari c'è questo sito, si chiama www.fuckingwriting.com e ci sono un sacco di pezzi di un sacco di writers di Cagliari. Yem 82, Cagliari non si dimentica.